Questa vaina è stata fatta con giudice della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros, sa puntata de Vocis de Feminas de oggi sa portato un Casteddu. In Casteddu, una voce di importo umano, un artista che già in 40 anni si è pruso, che sta portando sa voce cosa sua in sa musica, sa canzoni, su teatro, cinema, insomma, cali si sia luogo po ponni a pizzo su sarti che dai rissa. De Masulla, sa sul Casteddu, questa bella storia che ho raccontato io, poi conosci meglio Rossella Fa. Saluti Rossella, grazie per essersi convitato in domo tua, io mi setto noi accanto sul pianoforte, che tu mi pare che non usa questo comporre. No, può comporre sì, però non riuscivo a utilizzarmi da bene, cioè non sono proprio pianista, Non sei pianista? No, po' nuda. Poi tu ti sei laureata, e poi sei nata da laurea in conservatorio, certo. Pesaro, in una cosa bella meta, che non ci viene manco un santo quando ti sei laureata tu. Strumentazione per banda. Per banda. Ed è una ramo strumentazione per banda armata. Che in Savia da Isi. Certo. Ci ne a me. Quest'anno, certo. Sreviada. Sì, non vivia da noi in Sardegna e non c'è manco in mo'. Tanti serrata, sì. Io mi sono laureata, diplomata in questa disciplina particolare, strumentazione per banda, e dopo fatta a Pesaro. A Pesaro. Sì. Tu dopo subito Masuddas, poi che Masuddas esti sabida tua, ma che servia a me da po di formare, po di onnare. Poi tu quando iscrisi canzoni scosa tua, in spettacolo che fai, in mille e mille cose che ha preparato sul mondo del sarti cosa tua, un pachetto di Masudda c'è, dei conti, de persone, dei insanti, che hanno visto picciocchetta, che è una cosa che ti ha donato su spunto bello, poi iscritti. Masudda mi ha donato una cosa bellissima, che è questa, a essi narauso interbiologicamente biddaia. Io vivo in città, però se ho biddaia in Sugoro, poi taseo nasce e cresce in una bidda. E questa mentalità di dieci mi porta a valorizzare cose semplici. Ma Sudda oggi è un luogo che è conosciuto e famoso questa bella cultura, poi dentro musei, biblioteche, belli luoghi di importo naturalistico e tutto quanto. Dunque, questi diaderi sono un luogo bello. Tu ci andai di tanti in tanti a Masudda? Sì, certo, poi c'è mamma. C'è mamma che vive in vita, e sorella mia, questa famiglia sua, e io ci ando. Non proprio Dogna Gira, ma no, ma una cosa, cominciato proprio partendo dai Nguni, da Masudda, come sei arrivata a questa musica? Quali è stata questa cosa che ha fatto pensare che cussa via da Sarruga cosa tua, sarti cosa tua? Dopo studiavo musica, poi narravo un po' legittima difesa. Sì, poi no, è bella con nuda, è stata proprio una cosa, come forzata da una parte. Poi tanto mia sono andata in Ghizendi del babbo. Frari mio manno, sorelle mia manna sono andata a fisarmonica, babbo sono andata a fisarmonica e su pianoforte. Mamma arrivata cantando, e piace sempre tutto su cantando. Frati mio poi iniziava a suonare la chitarra, l'altro sul basso e piace sempre in questa cosa quando tornata su weekend narravo. E posto domenico, quando tornante a domo, i fratelli miei che vianno in forza per studiare, dobbiamo vedere da come altro, via su me in domo, 8 figli. 8 figli, bella famiglia numerosa. Certo. Quando tornante si ponevano tutta a suonare a cantare, si ponevano a fare scorretto, registrazioni, cose.
E adesso cresce in nia, comprendi? E questa cosa è che diventa tutto bravo. Sorri mia e frati miei diventa tutto bravo, ma bravo su me, da proprio dottato. Tu che la legittima difesa è cussa. Poi da abbiamo sabru scarsa, sabru moventi, dove mi ricordo, mi dà per raccontare, finché siamo morti proprio, una volta che avevamo suonando cicchendi accordino con questa chitarretta, vitica, e passa da sorri mia, questa scimpra di sorri mia mi va a dire, ma non intendi che in Nia non c'è questo accordo che si sfendi e c'è un altro accordo, il re minore? A me questo re minore mi parrà, no, ma proprio... E devo così che io a cercare di imparare, a studiare, proprio per legittima difesa. Io sono anticontinuato, funti diplomato, laureato, vado sui de piantavai, funti ancora bravo e dotato, però non fanti musicisti, questa vendetta mia è gusta. Però c'è stata proprio una musica, un genere musicale che a tu gli dai proprio folgodato, che non c'entra nulla, mancare con questa musica che ascoltazzi insieme, questa bossa nova. Come si è arrivata? Questa bossa nova c'entra con Masuda, ti faccio su collegamento veloce. Quando venivo a Ticadedda, mi intendo questa canzone, via Garotta di Panema, che non mi piace nemmeno, è stupida, però quando mi intendia, mi pensavo, questa è la musica più bella sul mondo, però via da, come intendai, atteso dessa cultura mia. A posti zia Ligiu via passavo in domo questo libro bello che si chiama 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Dopo leggi questo libro e sono parrata fulminata, poi 100 anni di solitudine via ambientato in un luogo sperdio in mezzo a su usato brasiliano, Bajica a undi non riuscivo. In sa foresta proprio. E come ti leggevo, a me mi arriva da essere Masuda, sa. È questionata di arrughigedas, con i scorrigedas, questa domigeda fatta tutto de ladrini, sì. E non era, ma questa è Masuda, fonti questionanti di Masuda, sa. E in questo libro che è pieno di poesia, una storia meravigliosa, ma anche pieno di poesia proprio, devo pensare, leggendendo, si può fare poesia questionando de cosiddettas desbidas. E questa è stata l'illuminazione mia. E mi ha parlato questa cosa in suo coro, comprendi? E dopo pensavo, si può fare poesia? Mancai. Forse sì. Si vuole, questionando de cosiddettas desbidas, de Masudas, de outras vidas, de Iaia mia, de San Vito, de San Priamo, de slogos dessa infanzia mia. Tu andavi, poesia, torniamo a questa bella cosa di scrivere canzoni, sì, ma che fonti poesia sei tutto, poi me le cose atteniti di adesso, questo valore arto, poetico, in canzoni stuso. Accavata. No, mi piace, una racconta che mi piace. No, di adesso, questa bella forza poetica. Pubblicando libro e disco a ICS, ce ne conto uno scanto, mi pare. Sì, fonti 13. 13, sì. 13 con sul libro, con un contigello, però non è che ho lo sciusciai questa cosa bella che hanno tu, però il libro su fonti, ci sono illustrazioni bellissime fatte da questo disegnatore troppo bravo che è Massighiu, sempre, Luca Albergoni. Ci sono illustrazioni, si sconticelli e massimamente i testi, cioè i sparausi, i suedos delle canzoni, con le traduzioni in italiano e in inglese. Poi, come te ne divulgai sul verbo, narauso. E questa però, questa canzone, devo rannare, è poesia cosa che fai tu. Ma è diadero, è poetica meda, diadero. Ma poi, tu poi aspetti un premio. No, non mi piace da no, un premio di importo manno in su premio Ozieri. Tanti donà un premio manno
po' una delle cose che ha detto mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere, certo, mi ha donato po' sud-est dei Cigiri. Cigiri, come te nasce questa canzone che è diventata di adesso una cosa di importo nazionale? Manna mera, connota in quale sia luogo. Nasce in una maniera strana, una casa discografica di Sarrai che ha fatto questo, come te ne concorso interno di cinema e disrevia una canzone scritta in una lingua regionale. Poi da spingi, poi fai un tormentone estivo. Questo aveva proprio sa brivio e nasce di aici. E sul gruppo dei Svalentisi, che collaboriamo con Svalentisi, no? Scriviamo questo, e ha partecipato, ma io ho partecipato a altri gruppi di tutta Italia, no? Certo. Del nord, sud e tutto. E io ho partecipato e mi hanno da scrivere questa cosa, provavo, ed è a questo periodo che via su pianista dei Svalentisi ho esposto che ho fatto questa cosa, e sono andata, poi vedi di Bragia, ti ho fatto un paio su con no, questo dove su 10, no, questo si sarebbe di 10, ed è sia questa canzone. Anti ho fiuissa, anti ho questa canzone, esatta danti scartata, e poi è successo questo. Fiorello non c'entrava nulla. No. Però via il suo studio accanto a questo di Rai Trade, questa casa discografica di Sarrai. Via dei registrati su programma su e di andavate a intendere questa canzone cosa nostra. Questa canzone è troppo bella e da apposta poi una gira d'ogni dì questa trasmissione sua e di aí ci ha fatto su botto certo. Su bagno mio no, dopo ho fatto con i soldini su dei Cigiri e si zerria Cigiri su bagno mio su bagno Cigiri chi si torna da portare Cigiri si torna da portare accanto ci via ci bogante piemontese certo, non era Cigiri e poi questo deve zerria da Cigiri certo. Che punti musicista che ha traballato a Moio? Poi lui ha traballato con di adesso, tutti gli artisti a mano, la punti in Sardegna, ma in Moi, questa formazione cosa è? Musicista accademici, lui, poi spettacoli, poi concerti. Fonti sempre proprio, ha provato tutti i dischi con Nicola Cosso e Giacomo Deiana e poi entravo Antonio Pisano con sa batteria, con tamburello, sta sempre in aria in avello con tamburello, caseo anzianotta, non lo intendi troppo casino. Come ti potevo definire questa musica cosa tua? Proprio a pizza questa musica e proprio poi tu fai un paio di jazz, salsa, pop, reggae, bossa nova. Mestura. Minestrone. Non su una causa che tutto questo che casti a Rossella fa di adesso su un bello pregio umano, che Rossella fa tenere un genere musicale cosa sua, cioè Rossella fa è un genere musicale. E di adesso una cosa bella che all'incuna mancai, no, ma è sa verità, ancora giovane. Non è vero, ha fatto cosa che hanno fatto già e altro. Ma non risulta questa cosa. Tu hai cominciato già potevo andare, se gioco netta, ma già 40 anni. 42. Adesso primo concerto pagato a Empals. E che via, da onde è che ha fatto questo esordio in suo concerto? Esordio via da Selargius, possa di mi pare che via Santa Lucia, in Prazza. In Prazza. Con questo gruppo musicista, 1982. E ho fatto Zizerriaso, sul gruppo Zizerriada Corcovado e fatiaso tutto canzoni brasiliane. Un pacchetto poteva andare che su capitaneso è facile ad assimilare su portoghese, no? Su brasiliano. Castia, in vita mia che stiano in una maniera che parli brasiliano che stiano in italiano. Di adesso.
chi tu intendi sono brasiliano, chi si intende in italiano, parli de Masudas o de Terrava. Sì, questa sì, cosa sì, è questa. sì. È vero, dunque, infatti in mezzo canzone Scosa tua c'è proprio questa bella cosa. Mreculis. Sì. Brasil, è proprio zonto del suo naso. È un Nicola Giacomo e poi percussionista e tutto quanto, ma altro artista tu hai traballato con, mi pare, Elena Leda, Piero Marras, meras artistas, certo. Andrea Parodi. Certo, Una cosa antica, potevo dire, Under Red Ronnie, pari Andrea Parodi, ci fia da Gavino Murgia. Francesco Soggiu. Di Liberto, forse, sì, no? No, manca di Liberto non ci via, manca ci via da Gianluca Corona. Gianluca Corona. Però con Di Liberto ci ha traballato, a Cittota, no? Sì, certo. Teniamo un trio, Deo Di Liberto e Alberto Massidda. Albert, come ti dice? Ross. Non mi ricordo se è anziana, non mi ricordo. No, è bellissimo questo trio. Cantante tutte d'uso, vado su corretto, su bellino, mi da bellino. Ma invece su teatro, sono su teatro, tu hai fatto, hai scritto musica, testo, tutto canto su teatro, e hai traballato con Teatro del Segno, poi altre cose. Sì, Teatro di Sardegna, quando si è arrivata la cooperativa, Teatro Maccus, Teatro Maccus. Maccus è Virginia Viviano, è un'acrobata. Effimero meraviglioso, Teatro Sardegna, Palazzo d'Inverno, Diadero mera cosa. E poi, anzi, non ma che tempo, hai cominciato prima con fai musica, colonna sonora su cinema, e tu hai fatto L'uomo con la lanterna, mi pare, sei scritto musica. Sì. Però poi sei diventata attore. Del cinema, no? Ma ti sei reale. Contami questa esperienza. Succedió come ti via acabò il primo lockdown. 2021, scantano già oggi. Non mi ricordo, Bruso. Via acabò il primo lockdown, ci via stati a questa estate che hanno aperto le sgabbias e poi via ricominciato sul lockdown. Quando via dopo ricominciare sul lockdown, manti cerriamo per fare questo film di produzione Terre dei Punt. Con Tore Covedo. Con Tore Covedo. E sul regista via da Stefano Cao. E ho fatto questo film a Hollywood. Adesso cerchiamo di aiutarci a Hollywood. Troppo bello. Hollywood. Questa è diventata proprio un set cinematografico, sapete, abbiamo parlato in 15 disi, bello, mi si è spaziata a me. E in traballando, poi comprendo che il protagonista è Mondeo. È stato votti come esperienza. Bella. Poi Radio Rai. Sì, con Eliarte Malle, con Damiana Culedo. Ecco, in radio stava con conto su canzoni? No, teniamo questa trasmissione, ho fatto una pariga, uns quanti anni, E tenuto questa trasmissione che ogni anno poco si è rinnovata, però via da questo su format, cioè andai a Nia a questionare una cosa. Un anno ho fatto questionario di Istraballus. E ci via Damiana Culedo, che è una bravissima psicologa che questionata di Istraballus dal suo punto di vista, no, della psicologia del suo traballo. Come ti sagata uno in questo traballo, che le punti come si dice, i movadias del suo traballo. E noi si portava altre cose,
Noi votiamo sa musica, sempre fresca di giornata, da obianta. E traballoleggio. Poi mi inventai dei dotto proprio. E ti sei spaziale invece vendi su doppiaggio sa pimpa. Sa pimpa è stata una cosa troppo bella, no? Sa pimpa è stata una cosa troppo bella, poi e lì a poco notte. Una gambarata di gente, dei noi, di Sardegna, che non conoscemmo. A dove è che hai fatto le registrazioni? Dove si va a Roma. A Roma. A Roma. Se andavo a Roma, due cidas. E se parlavo in nia, traballando, sto traballo del suo doppiaggio è sto traballo de Zimorri. Poi t'avvaisi 9 ore al giorno e mezza, 3 turni di 3 ore. Con questa pausa un po' grande e una pausetta a megamma, però s'accabata diventa quasi 11 ore, no? Certo. Bessiamo tenia straccusu che schiavusu proprio, straccusu che moventisi, però contento, poi sa direttrice del suo doppiaggio, come si abbio, sa prima di, io comprendo che vi uso moventisi, spacciaus che non c'è nulla, e si è fatto praticamente un corso accelerato in 2 anni. Poi imparare su doppiaggio. Difatti, non è che dobbiamo parlare sempre in nia tutte noi ore, però parlare in nia poi intendi esatto e poi vai a scuola, comprendi? Certo. È stata una cosa bellissima questa imparare a come si va sul doppiaggio. Ma mancai, cioè, è una cosa da depsidenti anche in allenamento, non è? Ti discaresci sicuro di cose, però è stata un'esperienza bellissima. Poi ho conosciuto gente come Antonella Puddo, che è una grandissima attrice di noi, e come Sergio Coguzzi, cioè, proprio una bella esperienza. Una bellissima esperienza, sì. No, invece le canzoni famose, questa famata America, Punti con Notta, Se tutto canto, di questa che ha fatto tu, evidentemente che bella questa cosa. Questa ti ha dedicata però, mi pare, sempre a Susinico de Castedda, no? Shut up. C'è questa Verdona, Maria Barranca, Malorello Scumbagna, Canna Camacca, poi Arrannegadedda, Tabello su Domenico, poi Tabella Sabeccesa. Bella Sabeccesa è suo ultimo disco che ha fatto. Qual è questa cosa che a tu ti piace di più a cantare quando vai sul concerto? Una che ti dona pregio umano, di tutte le cose che ha fatto tu. Manca il Tabello su Domenico. E sa che mi emoziona da De Bruso. Sì, del suo primo disco, cioè de Babà. De Babà. Poi da questo viene un conto che si narra a Iaia mia, è vero. È tutto cosa vera questa, Questo fu tutto conto su che arriva a ricordo su dei Iaia tua, a Iaia tua. E 2008 mi pare dei fatti in questo santo, dunque già un bello paio di tempo. Invece sì, secondo lui su pubblico questo su chi ascolta Rossella i ti domandano, che è questa cosa che ti domandano a De Bruso, le canzoni. Di questo disco da Bavami ho sempre Malore su Compagna e Tabello su Domenico. E invece de Sighi Singhi, che è il secondo che ha provato con sul libro, mi domandata sempre evidentemente che questione di occusa di spretta savoro. Già, scusate, spretta. Ma evidentemente è stata fatta da vedere un burro bene pago di questa registrazione che ho fatto in Piazza del Sogrammo con Ambra Pintori che ha fatto Non fermiamo la tradizione, mi pare. Mi ricordo, una dei artisti
canti cantavo. E infatti mi ricordo che è stato dedicato proprio a Susinico de Castello, mi pare. E poi ti ha piantato Rendi Smerdona. Piantato Rendi Smerdonedda, senza ha fatto questa. No, tutto questo traballo, tutto si singing, vi ha fatto proprio po' questionare dell'importanza di tenere sul luogo in cui vivisi con Dio. Certo. Che due popolazioni, due popoli, tenesi sul luogo con Dio, limpiao. O l'inai casesi un popolo civile. Certo. Casino, bolina che c'è un problema del mondo. E quest'ultima torrata non è stata proprio fortunata. No. Anche se punti fatto sa campagna elettorale tutto su a suva del suo traballo della polizia della città de Sariga. Però che ancora Merdonedda ancora forse. No, ma non è cosa di Merdona, è cosa della Sariga in Saia. Cioè, no, Cagliari non è mai stata a 10 brutta, no, ma non brutta in italiano, brutta in sardo, brutta in sardo, proprio cardozza, come questi anni che sono appena passati. Arriviamo a moglie, a cose dei mogli e del suo tempo benitori. Poi da lui ha pubblicato de vago La via delle interferenze, da Vadeo Biri, questo traballo, che con stessa pubblicazione, però è già pronta un'idea che lui sta bollivai con questo traballo. Sì. Contami intanto detta questione a questo traballo e ti sta bollivai. Devo da pensare come un giallo, breve giallo a sfondo archeologico. Un editore, dopo votato da questo editore, edizioni si punti Terre di Punto, sempre Torre Cubedo, editore Cosa Mia, ed arrivo troppo bene, su vete bravo. Sa televisione è tutto, canale Radio Televisione Sarda, su Unissu, con Paolo Carboni, sul gruppo. Paolo Carboni, molto bravo. Bellus, bravo. Bravo, è bello, è simpatico, è intelligente. Però se mi hanno detto un editore di Aiciviti che dedo. Se riauso un altro editore per un manigello, mancai, e dopo votato da quest'altro editore, che non ha su nome poeta da Pustrocci, e due strocci di Aici, e dopo votavo su conto Cosa Mia, e su Dalligio, ma se rai mannao, Rossella, ma questo non è un giallo, questo al massimo può essere un paglierino. E devo da fare risposta, magari un paglierino, però magari può inventare un genere letterario, no? Tantisci. Quindi, tornando a suo conto Cosa Mia, questo è un paglierino, che è un nuovo genere letterario, un paglierino che questiona sul mondo dell'archeologia in Sardegna. Che a me io sono appassionata di archeologia da quando famo vitichedda e mi dispiace di che sei attenta di aici come cosa. Però tu questo traballo scontata. Da sapore di votare in teatro, non in teatro. No, non vuole votare in teatro. Come te questa? Deu ollo, ovemo, vai un reading a puntate. Poi tutto quanto si tratta di serie, se no, a sighi spuntata, se no, cose. E lo fai un reading a puntate. E con te questa storia è interessante sa gente a questo argomento. L'argomento dell'archeologia in Sardegna. Poi ti devo che l'archeologia in Sardegna sia valorizzata. Poi in su... Devo po' 40 anni su museo Battia, poi la valorizzazione della lingua sarda. Infatti, questa cosa che volevo domandare in moi. In mo, è uso... Se usa ribausa un momento, la gente ha pigliato coscienza, non di tenere brusa pregungia, deve stare in sardo. Poi prima di diventa pregungia. Poi prima non tenere pregungia. Poi secondo non tenere pregungia di accento che tenevo.
poi tengo s'accento che tengo, uno siciliano poi s'accento che tengo, uno romano, deitami dopo. Un po' questionare in italiano, mi dopo un po' una questionare come ti vanti. Poi intendo uno che questiona in sadru con addizioni, ma va a riri. Ma va a riri. Però, mancaimo, sa gente non deve per Bragungia, mancaimo pure sa regione, su comune, su punti vostri, su a donare di naivo, sa cultura sarda, non esagerare. Poi poeta vonti vadendo pure di questa cosa sa chi tu non fai una cosa in sadro non ti dona a prudinare e leggo questo pure. Certo. Poeta nosu non seuso scetti sarduso, non seuso bilingue. Noi seuso doppia cultura, italianos e sarduso. E ognuna de queste culture porta la dignità di sua. E che dopo arrivare, vince da su punto a undi, depende considerai, da questa regione, vince da sull'ultimo viciocchetto, che la lingua sarda è una lingua normale. Questa è questa cosa che si dopo pone in conca. E dunque, dopo questionare normalmente l'italiano su sarda, sa proprio in maniera, senza di donare un importo proprio all'italiano a su sardo. Su sardo è questa lingua normale. Dunque, da noi abbiamo usato il PS. Su campidanese c'è tutto. Su sardo. Poi su sardo, quando tu questionavi su noi su capo de bascio, è capitanese. Su capo de suso, adesso è locutorese, brava riccino, ita tutto non teneva. Tutte varianti, si chiedendo in modo di donare a ricchezza a questa lingua sarda. Certo. Poi su sardo è stuno. Poi c'è tutta questa ricchezza manna, che sia il logo questa Sardegna, tiene una variante cosa sua. E questa è ricchezza, non è stato. Però, ci si vuoi ti da punao. Poi, quando dovevamo vedere che lavoravamo con Piero Marras, bravissimo, ha imparato un da cosa adesso, e andai sempre a lavorare in zona di Issu, no? In Capesuso. E questionando sempre o locutoreso, Barbariccino. Quando è una ramo che abbiamo del Campidano, su Campidanese è burdo, ma ci ti ride. Devo pengizzare a cantare in Campidanese. Poi mi va di a febica, questo su questo di aici. Ma in modo più di aici però, è una saberirare. Grazie a Dio, questa coscienza è cambiata, questa mentalità è cambiata e cresce a meta e dunque tenete al rispetto su Campidanese, tutte varianti si cadenano su noi in Sardegna. Manco male. Devo presentare proprio un Campidanese a Nuoro, in Nuoro città. Normalmente, devo stiamo su Campidanese e devo presentare un Campidanese. E tutto che con te, chi invece arriva da adesso, che aveva uso, che stiamo nata, il locutorese e tutto quanto. Dunque, senza nessuna differenza. No, ancora non adesso già vai a questionare, prende no, che non comprendevo isso. Ma sono di noi che mi sono rimia a fare seada, con il dolce sardo. Come te dopo una volta mi viene canta e dolcino. Sequestrata. Dunque, da questo tempo benissimo, sa questa cosa bella in un museo, su mancato un museo del Castello, visto che da Neo sono un museo archeologico nazionale, bello proprio. E ho fatto, quando passavo, ho fatto delle cose belle a pizza sul museo, dunque se mancai, poi adesso si sighi a fare questa cosa, questo concerto, se mancai, ponite a pizza proprio sul traballo cosa tua. E poi si salutare invece, sì. Ma una cosa... Un caffè? No, un caffè non mi dà già fatto, e fia buono pure. No, mi era piaciuto serrai con un conto, una canzone, una cosa tua, una cosa che ti piace da fare, una cosa senza musica, senza nulla, una cosa salutare gli spettatori non mi sono preparata nulla. Infatti questa cosa bella è questa, che non ti devi preparare, devi piegare una cosa che ti ricorda, che ti piace, e si da fai ascoltare. Io ci salutavo su tutti gli amici della radio televisione sarda, che santi si chi voi, di dono Sattopia sta cita che bene, poi da ogni cita, noi Sattopiamo con questa programma 18 puntate, sapete, ho fatto. Andavo a conoscere meglio i artisti sarda, e poi ho fatto dietro precede in me, un anno, adesso a dopo tua, si ascoltavano le cose di questa carriera cosa tua, e poi si salutava su una cosa tua.
Ascolta, ti canto una canzone che è dell'ultimo spettacolo che sto ponendo a Pizzusu, che non è ancora pronto, depeso tra ballare, poi ti hanno mi piace, però lo fai, ed è tutto in italiano, fai? Certo. Ti ravvazzo però con sa chitarra. Dai. Sa chitarra è sempre pronta, dunque si anda bene, è già accordata, tutto a posto. Proprio visto che hanno questa cosa bella sul bilinguismo, che noi su bilingue, sardo e italiano, certo. Questa trasmissione che ho fatto tutto un sardo, però in moi si è rauso con una cosa che è su progetto nuovo che abbiamo studi, è in italiano. In italiano. E testi questa... Si seria tutto su progetto? Tutto su progetto. Tutto questo progetto i nomi cambiano ad ogni volta, però a questa torrata si seria da sottovoce. E punti tutte canzoni di amore. E poi questionare di amore, questo sentimento, questo sentito di aici inflazionato, che ammovio cose dell'inizio della vita, del suo mondo, vince oggi. Esigidi, quelle che è importante. Certo. E in tempo di guerra, a questione di amore è importante. Ascoltiamo. Questa canzone questiona di un amore atto. Lassù, dove i pensieri sposano le nuvole, lassù. Tutte le cose sono più romantiche, è lì che mi piace andare a prendere parole per cantare. Il trucco è non confondere l'amore con la voglia di trovare assieme un po' di intimità. Dentro le pentole degli angeli brodo di rime per la mensa dei poeti poveri, ma lassù, ancora più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. Questa vaina è stata fatta con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.